Quando gli uomini a scomenzare a crescere su tutta la terra e a nascere anche gli figli di Dio avvioderin che gli figli dagli uomini erano nininis e a chiolerin che urplasevin. Disse il Signore, non pogno spirito tigni sull'uomo per sempre, perché è chiaro, per la quale non vivrà più di 120 anni. Da quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio acchiolerin gli figli dagli uomini, che ormetterin al mondo anche una discendenza, sulla terra e vivevano i Nefilim, che sarebbero stati o meno di una volta, oms un'evore inomenati. Il Signore al viodè che la tristeria dall'uomo era massa grande sulla terra, e che dentro di sé almacenava dove robate tutte le mari dal dì. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, e al provare un gran dolore di cuore. Disse al Signore, o voi paravia de facce de terra l'uomo che hai creato, e dottune con l'uomo anche le besties, che si strissinen e io c'è dal cielo, perché che mi pentis di veio faccio. Ma Noè, Dio lo chiamava di buon voli. Ve la storia di Noè. Noè era un galantom, l'unico giusto fra mezzo di due chiatris, e alleve in denant con Dio. Noè aveva 3 figli, Sem, Cam e Giafet, ma la terra faceva voltare stome anche a Dio, e era plena in colme di tristeria. Dio al chialaio il monte, era in duc fuori di strade, e ogni chiara faceva robe di fa in gomo sulla terra. Dio gli disse a Noè, è arrivato il momento di fare finire con gli uomini. Ormai ho ben deciduto, perché la terra è piena di iniquità per colpa degli uomini, e io li faccio sparire insieme con la terra. Fasiti un'archia di len di cipress. Tu has di fare con i scompartimenti e stabilire col catram, per dentro e per fuori. Tu has di fare così. L'archia di 300 come dons di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Tu has di fare all'archia anche un cuvierto, in modo di alzare di un comedon. La entrata tu gli faceras di flanco e tu faceras il pren, il secondo e il terzo plan. Io manderai il diluvio, li saghi sulla terra, per far fuori tutto caltire il flat sotto il cielo. Tutto che è in questo mondo alla disparì. Ma io facerai un patto con te e tu entrerai a ste archie, tu e i tuoi frutti, la tua femmina e le femmine dei tuoi figli insieme con te. Di tutto che le vive, di ogni chiaro, tu menerai dentro con te archie 2 per sorte, perché resta la semenza con te. Tu has di scegliere un maschio e una maschia. Tu menerai dentro con te, perché resti la semenza, un par di ogni razza di uccelli, di ogni razza di nemai, di ogni razza che si strissina sulla terra. Portati dentro anche dolce che si può mangiare e ingrumilo da prova di te. Allora di servire per passi di te e loro. Noi al fase così, al fase proprio dolce che Dio gli aveva ordinato. Il Signore disse a Noè, entra te archie tu e la tua famiglia, perché ti ha chiatato io denaro di me, dome te fra mezzo di queste rassate. Di tutti ne mai mons, tu inchioleras dome un par, maschio e maschia. Anche io sei mons dal cielo, 7 pars, maschio e maschia, perché la semenza può restare anche in mo sulla terra. Perché anche mo sia dis, e io facerai slavinare sulla terra per 40 dis e 40 gnos di file, e io netterai de facce de terra 12 che io ho fatto. Noè al fase 12 che il Signore gli aveva ordinato. Noè aveva 600 anni quando capita il diluvio, li saghi sulla terra.
Noè, insieme coi suoi figli, la sua femmina e le femmine dei suoi figli, alle entrate artie per salvarsi dai saghes dal diluvio. E ne mai monza e ne mai soz, i uccelli e doce che si striscina sulla terra, a entrare in teatri di Noè un par sorte, maschio e maschie, come che Dio aveva ordinato a Noè. Sospirà dai siadis, li saghes dal diluvio e plombare sulla terra. Quando Noè aveva 600 anni, il secondo mese, al 17 del mese, proprio finché di, a spisulare in fuori tutti i risultivi del grande abisso e si spalancare in sgatteradis dal cielo. La ploe e venne giù a Selis sulla terra per 40 dis e 40 gnoz. Da che stesse dì, Noè e i suoi figli, Sem, Cam e Jafet, cui la femmina di Noè e con le tre femmine dei figli, a entrare in talartia. E insieme con loro ogni razza di salvati, ogni razza di domesti, ogni razza che si striscina sulla terra, ogni razza di uccelli, doce che svoe e doce che l'ali salis. Con Noè è entrata all'artia anche un par di doce calecchiare, c'è calà la vita. E che entrarono erano un maschio e una maschia di doce calecchiare, come che Dio aveva ordinato. E il Signore all'incrostrà la porta da ur di Noè. Il diluvio dura sulla terra 40 di a lungo. Le saghe si accrescerono e alzarono l'artia, che fu portata in alto sopra la terra. Le saghe si alzarono e accrescerono di vapore sulla terra, e l'artia leva via sul filo dei saghi. Le saghe si accrescerono sempre di più sulla terra e convergerono in tutti i mondi, anche che le più alte che sono sotto dal cielo. Le saghe si alzarono di 15 come dons per sopra dei mondi. E così si ne ha ogni chiar calbalina sulla terra, uccelli, nemai, bestie salvadis, doce che sgrepie sulla terra e tutta la int. Doce che aveva una sofflata di vita tes naris, va di dì, doce che l'era vive sulla terra ferme, tutta al morì. Così che sparire in doce che l'era sulla faccia di terra, scominciando dall'uomo, io finta alle besties. A che si strisinen e ai uccelli dal cielo. A fuori in età svide terra e arrestato Dome Noè e c'è caliere con lui talarchia. La montagna di Sags è durà sulla terra 150 dì.